i voli continuavano a essere modificati, cancellati e fino al giorno stesso non si sapeva di che morte morire sostanzialmente. Buone notizie dal Madagascar. I 4 giovani friulani, rimasti bloccati su un'isola a causa delle tensioni nella capitale, sono finalmente in viaggio verso casa. Protagonisti di questa disavventura Chiara Guadagnin e Thomas Cantoni del Pordenonese e Serena Capovilla e Matteo Lugano della provincia di Udine. I 4 avevano trascorso circa 10 giorni in vacanza sulle coste del Madagascar. Il rientro era stato rallentato dalla cancellazione dei voli verso Antananarivo a causa delle proteste in città e del coprifuoco notturno imposto dalle autorità. Noi abbiamo dovuto aspettare un giorno l'annullamento, lo spostamento del volo interno per tornare in capitale, dove effettivamente c'era tutto il casino. Poi arrivati in capitale abbiamo passato una notte qui e adesso siamo in aeroporto per aspettare il volo di Air France che ci dovrebbe riportare prima a Parigi e poi in Italia. Questa è stata, è stata la vicenda. In realtà noi sì, stiamo bene, abbiamo soggiornato la maggior parte della vacanza al nord dove la situazione era tranquilla. L'unico momento magari un po' più delicato era quando siamo arrivati qui in capitale dopo dopo il volo interno, che però comunque siamo riusciti a spostare il soggiorno dal centro a praticamente attaccati all'aeroporto, dove la situazione è un pochettino più tranquilla. In queste ore sono in volo verso Parigi, dove faranno uno scalo prima di proseguire per Venezia, completando così il viaggio di ritorno a casa.